Ben ritrovati amici sportivi siciliani con la nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, una trasmissione che abbraccia tutto il calcio dilettantistico siciliano, dal campionato CND sino alla prima categoria. Da questa settimana mettiamo da parte il calcio a 5 perché avrà una sua bella fetta singola a partire dalle 22:15 sino alle 23. In poche parole, tra le 19 e le 23, voi che ci seguite da qualsiasi parte della Sicilia e anche da qualsiasi parte dell'Europa avrete la possibilità di conoscere in tempo reale tutti i risultati del calcio dilettantistico, ma anche, perché no, quello del calcio professionistico, perché a partire dalle 21 sino alle 22:15 c'è la già famosa sala stampa di Penalty con il Catania, col Palermo, il Trapani, l'Akragas, il Messina. Insomma, non perdetevi questa possibilità di conoscere in tempo reale tutto quello che riguarda il calcio siciliano. Vado subito a salutare il nostro carissimo Carmelo Puglisi, che ritrovo puntuale anche questa settimana. Ciao Carmelo. Buonasera a te Ettore, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Che puntatona oggi, eh? Ma ci attendono tanta roba. Anche perché il nostro parterre di ospiti oggi è veramente molto interessante, tra poco lo andremo a svelare. Assolutamente sì. Vedo qui vicino a te la bellezza di Jenny Diara, subito pronta anche lei per questa nuova puntata di Penalty. Buonasera Ettore, buonasera amici. Benissimo. Allora, a questo punto presentiamo i nostri ospiti. Apriamo con Mister Busetta, leggenda del calcio italiano e siciliano in modo particolare. Grazie Mister per aver accettato il nostro invito. Buonasera a tutti. Buonasera. E insieme a lui abbiamo Pippo Indelicato, allenatore del Dakata, che gioca in prima categoria. Ciao Pippo, ben trovato. E poi un profondo conoscitore del calcio dilettantistico siciliano, catanese in modo particolare, ovvero Angelo Costa. Ciao Angelo, ben Buonasera trovato. a tutti. Esperienza bruttissima a San Gregorio. Purtroppo sì, Guarda, 30 secondi, ma perché tutto questo? perché il calcio attuale vive anche di queste cose, crisi finanziaria che poi si ripercuote sulle stagioni calcistiche. È vero, peccato perché insomma il progetto San Gregorio poteva sembrare un progetto interessante all'inizio e poi invece alla fine è andata come è andata, falsando anche un po' questo girone di promozione. No, diciamo che si era creato anche un bel gruppo, con un gruppo di validi giocatori e validi uomini. Purtroppo quando mancano le cose basilari non puoi continuare. Non può continuare. L'allenatore Gianluca. Un allenatore emergente come Gianluca Ciprete, Ciprete, di cui sicuramente risentiremo parlare. Va bene, pazienza. Allora iniziamo subito con il campionato CND, la parola la diamo alla nostra Jenny che ci legge subito i risultati di questa giornata. Gelbison Aversa Normanna 3-0, Palmese Cavese 0-1, Agropoli Leonfortese 0-0, Frattese Marsala 3-2, Gragnano Rende 1-1, Reggio Calabria Roccella 3-0, Noto Sarnese 0-0, Vibonese Siracusa 0-3, Città di Scordia Vibor Lamezia 1-0, ha riposato i Due Torri. Allora, importante vittoria della Frattesi che con questa vittoria in casa contro la siciliana Marsala conferma di essere la vera e propria leader di questo girone di Serie D nazionale. In classifica appunto la Frattesi con 44 punti, ma guardiamo la classifica, anzi ce l'abbiamo già inquadrata e la legge la nostra Jenny. Frattese 44, Cavese 42, Siracusa 40, Reggio Calabria 35, Sarnese 31, Aversa Normanna, Vibonese, Leonfortese 30, Due Torri 29, Noto 27, Gragnano 26, Palmese 25, Marsala 23, Agropoli 23, Rende 23, Roccella, Gelbison 21, Città di Scordia 16, Vigor Lamezia 12. A questo punto diamo subito lettura del prossimo turno, non si giocherà questa domenica ma si giocherà giorno 31 gennaio. Questi gli incontri: Cavese Agropoli, Rende Città di Scordia, Aversa Normanna Due Torri, Siracusa Frattese, Sarnese Gelbison, Marsala Gragnano, Roccella Noto, Leonfortese Reggio Calabria, Vigor Lamezia Palmese, riposerà la Vibonese. Allora, Carmelo, facciamo subito un quadro di questa giornata, poi voglio sentire anche i nostri ospiti perché questa vittoria dello Scordia insomma, ha dato respiro anche a una squadra siciliana per la corsa alla salvezza.
Partiamo dalla parte alta della classifica dove le prime 3 vincono e convincono. Bella reazione anche del Siracusa che espugna un campo difficile come quello di Vibo Valencia, 3-0, vittoria piena, convincente, tante azioni, tanto gioco e grandi indicazioni positive per Sottil. Leonfortese e Noto proseguono con la politica dei piccoli passi, per entrambe 1-0-0, per i neroverdi di Mirto contro l'Agropoli, invece per i Granata di Gaspare Cacciola 0-0 in casa con la Sarnese. E come dicevi tu, anche oggi la copertina è per lo Scordia. L'effetto Mascara continua e proprio l'ex attaccante del Catania e del Novara ha firmato nel pieno recupero la vittoria che sta consentendo allo Scordia di sperare. Però se tu sei d'accordo magari vediamo le immagini e poi magari ne riparliamo. Benissimo, con allora attenzione. vediamo il servizio realizzato da Alessandro Fragalà di Sicra su questa vittoria importante dello Scordia nei confronti del Vigor Lamezia. Vittoria doveva essere e vittoria è stata con tantissima sofferenza. Lo Scordia finalmente riesce a sfatare il tabù Binanti vincendo 1-0 all'ultimo minuto di recupero al 94esimo contro la Vigor Lamezia. Decisivo un gol del giocatore più importante della squadra scordiense, Peppe Mascara, che realmente ha preso per mano questa squadra, ha preso per mano i suoi compagni e li ha trascinati alla vittoria in una partita sofferta in cui è successo praticamente di tutto. Negli ultimi minuti lo Scordia poteva anche perdere, poi è arrivata la perla di Peppe Mascara che ha regalato i 3 punti alla squadra del presidente Gallo. Prima occasione per lo Scordia con Peppe Mascara su calcio di punizione, il pallone sfiora il palo, la risposta dei calabresi affidata a un altro calcio di punizione, anche in questo caso fuori di poco. L'importanza della posta in palio si palesa nelle difficoltà delle due squadre a creare gioco. Lo Scordia però ci crede e Mascara al minuto 17 sfiora il vantaggio in spaccata dopo il calcio di punizione di Maimone. Salva il portiere Marino. Mascara poi serve a Maimone un pallone d'oro, pregevole il tiro al volo dell'attaccante, non ottima la mira. Lo Scordia dimostra di essere in partita, un tiro cross di Sardo viene deviato in angolo dal portiere ospite. Fioccano le azioni da gol per lo Scordia, come la neve che comincia a scendere sullo stadio Binanti. Troppa imprecisione nelle conclusioni degli attaccanti rossoazzurri e Scordia che rischia di essere punito alla prima occasione. Vizzi si supera per respingere il tiro a botta sicura di un attaccante bianco-verde. Occasione questa che permette ai calabresi di prendere coraggio spingendo il baricentro in avanti. Il primo tempo si chiude sul risultato di 0-0, anche se ai punti lo Scordia avrebbe meritato qualcosa in più. Nella ripresa sembra cominciare un'altra partita, la neve lascia spazio al sole e la Vigor cambia maglia, passando dai classici colori bianco-verdi al grigio con bordi verdi. La musica in campo però non cambia, lo Scordia attacca ma si perde sempre prima dell'ultimo passaggio per l'atavica imprecisione dei suoi giocatori. Gli errori rappresentano il leitmotiv di questa partita. Mascara sbaglia un gol clamoroso dopo la conclusione di Sardo respinta dal portiere. Sul fronte opposto è bravo Vizzi a bloccare un colpo di testa degli avversari. La Vigor rimane in 10 per l'espulsione di Spano, fallo di mano e doppia ammonizione. Il colpo di testa di Provenzano sugli sviluppi del calcio di punizione è facile preda del portiere Marino. Comincia un vero e proprio assedio. Di Maira, appena entrato, sfiora il gol con un fortunoso colpo di tacco. Nonostante l'inferiorità numerica, la Vigor riesce a difendersi con ordine, predisponendo un vero e proprio muro a protezione della porta. Il vento a sfavore poi non aiuta lo Scordia, che ci prova con Provenzano. Nei minuti di recupero succede di tutto. Simonetti perde un pallone sulla tre quarti, Castellano si invola verso la porta ma Vizzi si supera e devia in calcio d'angolo. Ultimo minuto, lo Scordia si getta in avanti, Messina calcia un pallone verso l'area di rigore, Mascara controlla, mira la porta. Problema tecnico, ci scusiamo con i telespettatori, vedremo più tardi di poterlo risolvere. Comunque la cosa più importante è che lo Scordia raccoglie il massimo da questa importante partita, una vittoria contro una diretta anche squadra per la retrocessione. 1-0 contro la Vigor Lamezia, tra poco sentiremo anche di nuovo Carmelo, però prima voglio sentire subito una battuta dei nostri ospiti. Mister, lei è un veterano di questi campionati, ne ha vinti, stravinti, ha partecipato a battaglie ancora più intense. Come vede questa situazione? Intanto su questo Siracusa che vuole fortemente la Serie C2 e comunque è molto difficile, e poi questo Città di Scordia che probabilmente con l'innesto di Mascara ha forse dato qualche cambio in più verso una possibile salvezza. Ma penso sul piano della personalità Beppe ha dato qualcosa a questa squadra che sicuramente è stata molto sfortunata durante questo campionato, parecchie defezioni. Il giocare praticamente senza pubblico
e quindi incide, incide parecchio. È come recitare in un palcoscenico vuoto, quindi io credo che adesso questa squadra deve attaccarsi al treno dei play-out per poter sperare in qualcosa di importante, e io penso che alla fine potrebbero anche farsi. Ottimista, bene. Pippo Indelicato, vittoria del Siracusa fuori casa 3-0 contro la Vibonese, è un segnale forte alla Frattesi ma anche alla Cavese, che sono in questo momento davanti alla squadra di Sottilla. Ma credo di sì, il Siracusa ha il dovere di vincere ogni partita, perché Però ci sono gli avversari. La piazza te lo impone, però è anche vero che ci sono gli avversari, ha perso qualche partita che ha lasciato un po' perplessi, per cui credo che sia normale che il Siracusa faccia un campionato di testa per il blasone e per i giocatori che ha. Certo. Angelo, con te voglio parlare della squadra di Mirto, della Leonfortese, che oggi pareggiando fuori casa ha superato l'altra squadra rivelazione che è il Due Torri, a dimostrazione che il lavoro che stanno facendo a Leonforte è probabilmente a lunga gittata, cioè ancora di più quest'anno una stagione di stabilità e forse tentare il prossimo anno il grande salto. Non so se sei d'accordo. No, sono d'accordo e mi complimento col mister Gaetano Mirto, che ce l'ho avuto come compagno di squadra e già da allora aveva le idee chiare su quello che dovevo fare in futuro. Lavora molto con i giovani e quello fa tantissimo piacere. Certo. Bene, allora Carmelo, battuta finale su questo girone I del campionato Più che altro interregionale. per completare il discorso Scordia, Mascara ha preso per mano la formazione rosso-azzurra. C'è da dire, mister Busetta parlava prima di agganciare il treno dei play-out. Treno dei play-out che in realtà, guardando così a primo impatto la classifica, sì, è anche complesso, perché il Gelbison continua a vincere, sì, perché insomma il distacco resta notevole, 5 punti non sono pochi, però a 7 punti sei già in zona piena salvezza, quindi miracolo per miracolo, secondo me, nessuna, se lo Scordia continua a giocare con questa personalità, con questo carattere e Mascara continua a fare la differenza, secondo me, classifica alla mano, anche il miracolo è possibile. Quindi sei molto ottimista su questa cosa qui. Se continua così, i play-out distano 5 punti. Sì. La salvezza piena ne dista 7. Ha un girone ancora intero da giocare, credo che non ci sia grande differenza. Mister Busetta, settimana prossima comunque lo Scordia va a Rende, che in classifica insomma la sovrasta di parecchi punti. Può tentare il colpaccio secondo lei? Ma io penso che questo risultato di oggi può essere la panacea giusta per poter dare l'input a questa squadra. Io credo che giocare adesso manca un grosso risultato, cioè in chiave esterna, sì, perché la squadra possa rendersi conto delle proprie capacità, e quindi lì poi viene tutto più facile. I risultati aiutano moltissimo. Benissimo, allora sono in questo momento già passati 15 minuti dall'inizio della nostra trasmissione. Vogliamo ricordare che a partire dalle 22:15 oggi debutta Penalty Futsal, ovvero tutto il calcio siciliano legato al mondo del calcio a 5, che ha un seguito straordinario. Lo abbiamo appurato perché questa rubrica è stata inserita all'interno già dall'anno scorso di Penalty. Abbiamo deciso di metterlo da parte perché c'era tantissima richiesta, quindi giusto dare altro spazio. Tu non sei molto per il calcio a 5, sei per il calcio tradizionale. Io sono un integralista del calcio, sì, proprio, ma rispetto a tutti gli altri sport. Certo. Però è indiscutibile il fatto che il futsal stia prendendo piede, sia uno sport diverso dal calcio normale, e questo testimonia anche la nostra scelta editoriale. Arrivano i primi sponsor però importanti sul futsal, quindi chissà, potrebbe essere una svolta. Il futsal senza dubbio è una disciplina in crescita. Perfetto. Ed è uno sport, Ettore, lo dobbiamo anche sottolinearlo, con Alessio poi lo farete anche più tardi, è una disciplina diversa dal calcio a 11, per ragioni amministrative fa parte sempre della FIGC, ma è uno sport che ha dinamiche estremamente diverse. È vero, e sperando che prima o poi diventi anche disciplina olimpica, perché ancora non c'è la certezza. Ci dobbiamo fermare, la parola la voglio dare a Jenny, che tra l'altro oggi è vestita da Piazza Italia, dai portali, ancora una volta cambi miss di settimana in settimana, ci lanci la pubblicità e vogliamo ricordare anche il numero? Sì. Che possono interagire con noi e con gli ospiti studio naturalmente, mandandoci un messaggio su WhatsApp al numero 327 345 42. Torniamo tra qualche istante, pubblicità. C'è un solo
parco commerciale dall'atmosfera unica. Per lo shopping, il tempo libero e il buon cibo. Sei al parco commerciale I Portali. Oltre 100 negozi, supermercati, bar, ristoranti, cinema, giochi per i tuoi bambini e ampio parcheggio. Ogni momento è quello giusto al parco commerciale I Portali. Scegli il tuo. Parco commerciale I Portali. A San Giovanni La Punta, Catania. Uscita Paesi Etnei. Seguici su Facebook o su iportaliweb.it. Fate un buon viaggio. Venite da Atom Viaggi. Servizio di biglietteria aerea, marittima e ferroviaria. Atom Viaggi a Gravina di Catania, in via Gramsci 88. Organizzazione di viaggi individuali, viaggi di gruppo, viaggi naturalistici, crociere, visite guidate e viaggi d'affari. Insomma, Atom Viaggi è la garanzia certa che sarà sempre un buon viaggio. Atom Viaggi, info 095 21 1440. C'è chi lo sport lo segue in TV e pensa di essere sportivo. C'è chi lo sport lo pratica ed è un vero sportivo. Per voi e per chi pensa di diventarlo, Digisport. Abbiamo tutto ciò che vi serve per scendere in campo. Forniture sportive per tutte le discipline. RA Point, Volley Specialist, RA Republic, Roish, Speedo, per chi ama la bici, l'abbigliamento brico, oltre ad un grande assortimento per il tempo libero. Digisport di Chris Grasso, a Masca Lucia, nel corso San Vito 4648. Digisport, sportivi davvero! Ogni donna. Ogni domenica sera a partire dalle 19 con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, quinta stagione, quest'anno su Video Mediterraneo, canale 11 e canale 823 della piattaforma Sky. È il momento a questo punto con Carmelo di fare un quadro riguardante l'eccellenza, perché ci sono stati due gironi importanti quest'anno, perché c'è veramente l'imbarazzo della scelta, i risultati ci sorprendono di settimana in settimana. Sì, anche oggi in entrambi i gironi sono tantissimi gli spunti e le cose da analizzare in base ai risultati. Perfetto, allora la parola la diamo alla nostra Jenny, poi con i nostri ospiti faremo un quadro completo per quanto riguarda sia il girone A che il girone B. Tra l'altro del girone A abbiamo anche il gol della vittoria della San Cataldese e soprattutto abbiamo anche il pareggio del CUS Palermo. Risultati del girone A del campionato di eccellenza. A te Jenny. Folgore Selinunte, Campofranco 0-1. Libertas 2010, Dattilo Noir 1-1. Alba Alcamo, Gela 1-1. San Cataldese, Mazzara 1-0. Camarat, Mussomeli rinviata. Paceco, Parmonval 5-0. CUS Palermo, Castelbuono 1-1. Raffadali, Pro Favara 1-4. Importantissima vittoria della San Cataldese che batte per 1-0 il Mazzara, il Gela praticamente non tiene il passo e pareggia in questo caso allontanandosi momentaneamente dalla zona altissima della classifica guidata appunto dalla squadra della San Cataldese. Guardiamo la classifica insieme a Jenny. San Cataldese 38, Gela 35, Dattilo Noir, Paceco 33. Castelbuono 32, Alba Alcamo 28, Folgore Selinunte 27, Mazzara 25, Atletico Campofranco 25, Parmonval 23, Mussomeli 18, Raffadali, Camarat 17, CUS Palermo 16, Pro Favara 14, Libertas 2010 11.
A questo punto il tabellino della prossima settimana: si giocherà la quarta giornata di ritorno domenica prossima, domenica 24 gennaio. Questi gli incontri, eccolo qua già il tabellino: Campofranco Alba Alcamo, Dattilo Noir Cus Palermo, Pro Favara Folgore Selinunte, Mazzara Camarat, Parmonval Libertas 2010, Mussomeli Paceco, Castelbuono Raffadali ed infine il big match Gela San Cataldese. La settimana prossima sarà veramente una domenica importantissima sia per Gela che per San Cataldo. Inizia questa lunghissima vigilia, perché credo sarà queste sono partite che in realtà durano 7 giorni, anche perché specie sono due piazze importanti che attendono di essere protagoniste da tanto tempo. Intanto però la San Cataldese ci arriva con 3 punti di vantaggio, con quella forza di poter giocare con 2 risultati su 3. Il Gela oggi, diciamo, si è fatto un po' male da solo, perché oggi teneva in pugno la partita, aveva tutte le possibilità di portare da Racalmuto l'intera posta in palio, non lo ha fatto, anche se Racalmuto comunque, nonostante la modesta posizione di classifica, rimane sempre un campo molto insidioso. Ne approfittano parzialmente le dirette inseguitrici, in particolare il Paceco che travolge con una manita il Parmonval 5-0, mezzo passo falso anche del Dattilo che pareggia 1-1 sul campo del Racalmuto. Mi correggo, in realtà il Gela ha pareggiato ad Alcamo e non a Racalmuto, partita complicata anche lì, però il Gela oggi aveva la possibilità di fare di più, non lo ha fatto, ed anche lì si può comunque parlare di mezzo passo falso, così come un mezzo passo falso, e adesso vedremo le immagini, anche quello del Castelbuono di Salvoricca che pareggia 1-1 sul campo del Cus Palermo. Però attenzione al Cus Palermo che con questo pareggio insomma respira un po'. Il Castelbuono però arrivava da 2 vittorie, oggi insomma il Cus Palermo è sempre una squadra di medio-bassa classifica. Chi vuole andare ai playoff, chi vuole essere protagonista, deve andare a vincere, è una di quelle trasferte che devi andare a capitalizzare. Allora guardiamo a questo punto questo servizio di Alessandro Castellese proprio sulla partita del Cus Palermo, poi vedremo anche il gol della vittoria della San Cataldese e sentiremo anche il parere dei nostri ospiti su questa possibile vittoria finale della San Cataldese con il Gela che non molla. Partita del Cus Palermo adesso. Termina 1-1 la sfida tra Cus Palermo e Castelbuono, ma sono tantissime le polemiche per quanto accaduto nel finale. Lo scopriremo con questa sintesi, come sempre curata dalla Cus Palermo TV. Un Cus che parte benissimo, ci prova sin da subito con una prima a fondo su calcio di punizione, un monologo clemente da fuori. Il Castelbuono nel primo tempo non riesce a venire fuori con queste conclusioni dalla lontano del Cus, anche questa volta con l'ottimo Serio che impensieriscono il portiere, sempre il Cus. Un primo tentativo, la respinta, e poi Alletto che ci prova e non riesce a ribadire in rete. Il primo affondo del Castelbuono arriva con Alosi, ma è ottimo l'intervento di Lonigro, e poi ancora una volta Salerno, sempre Lonigro in 2 tempi. Passiamo al secondo tempo perché il Cus davvero preme sull'acceleratore. Vediamo 1-2 a Letto, ancora Picone, palla altissima, si avvicina il gol, è nell'aria, il Cus però non riesce a sbloccare. Bellissimo cross a Letto da 1 metro, la manda alta, il gol è nell'aria, anche se Picone qui vedete da un passo. Cus che dovrà rimproverarsi proprio questo tra le piccole cose di una giornata splendida per quanto riguarda la prestazione. Clemente poi al 68esimo riesce ancora una volta a dar seguito al suo momento bellissimo, ha fatto un gol nella scorsa gara casalinga, 4 a Favara e 1 oggi, quindi la media di 2 a partita nelle ultime 3 gare per un centravanti che con il suo apporto potrà dare sicuramente una spinta decisiva a un Cus Palermo che quindi gioca una grandissima gara a onor del vero, e non c'è alcun dubbio nel sottolinearlo. Nella ripresa non è possibile inserire delle occasioni del Castelbuono perché davvero non è stato mai impensierito Lonigro, non ci sono stati pericoli e quindi sino all'epilogo degli ultimi minuti non sarà possibile registrare degli affondi di marca ospite. La partita continua ma il copione non cambia. Guardate che cosa combina Picone: azione funambolica sulla destra, ne salta 2, poi salta un terzo, si accentra, lo ubriaca, pallone per Clemente, portiere immobile, la palla esce davvero di un soffio. Ancora Serio che ribalta l'azione come sempre, ottima la sua prova oggi. Il match però ha un epilogo strano, 4 minuti di recupero, la partita continua, si arriva al 95esimo, nessuno capisce come mai il fischio non arrivi e poi c'è questo episodio del calcio di punizione decretato lì davanti alla panchina. Il regolamento vuole che terminato il recupero la gara sia finita a meno di sostituzioni a situazioni impreviste, ma non accade nulla, siamo al 95 e quasi 40 secondi, arriva il gol di Città, le polemiche e le proteste da parte del Cus
Sono davvero feroci, la partita viene conclusa proprio con questa azione al minuto 95:40. E tanta l'amarezza, specialmente a 7 giorni dopo Favara, qualcosa deve cambiare, questo Cus Palermo lo merita. Può anche succedere, insomma, che si becca il gol a tempo scaduto. Mister, può anche succedere questo è il calcio, no? La purezza del calcio. Non so se è d'accordo anche lei. Le astrusità del calcio, io credo che, poveretti, ma io penso che in quel momento non dovevano più, l'arbitro forse ha era praticamente finita la partita. Sì, ma può darsi che abbia allungato un pochettino, sì. Sia entrato qualche giocatore, magari ha tenuto conto di ancora 30 secondi. Ci sta, pazienza. Non è la prima volta che si perdono o si vincono queste partite. È un po' la nostra cultura siculo-italica, perché in realtà ci concentriamo sul fatto che l'arbitro ha concesso i 30 secondi e non parliamo della dormita della difesa. Infatti, perché fossero rimasti concentrati gli ultimi 30 secondi, dormito, sì. Non avrebbero preso il gol e oggi festeggiavano la vittoria. Va bene, esatto. Va bene. Allora, adesso ne parliamo anche con i nostri ospiti. Vi faccio vedere il gol vittorioso della San Cataldese, perché è stata una vittoria importante anche in prospettiva per lo scontro della prossima settimana. Mister, vittoria... Non bisogna sottovalutare questa squadra. Non bisogna sottovalutarla. La San Cataldese giusto, ha bene, una struttura societaria importantissima, bene. Io conosco qualche dirigente, e poi hanno una bella tradizione anche. Hanno una bella attrezzatura. Comunque non c'è da pensare anche che i trascorsi del Gela sono importanti, quindi sarà un bel match, speriamo che sia all'insegna del bel gioco. D'altra parte San Cataldo ha fame di ritornare nel calcio che conta, quindi questa Serie D la vuole fortemente, però anche il Gela credo che nei suoi programmi sono due nobili decadute, quindi bisogna che riescano a... Questo è il gol vittorioso, esatto, importantissimo della San Cataldese di Martorana. Pippo, tu come vedi questo big match della prossima settimana? Queste partite, comunque il risultato è bello giocarle. Cioè, queste partite sono sempre difficili da poter giudicarle prima e come si affrontano, perché la carica agonistica, la tensione fa brutti scherzi. Credo che comunque alla fine il fattore campo potrebbe essere influente. Quindi pensi che giocando giustamente a Gela la San Cataldese potrebbe soffrire un po'? Il pubblico di Gela in momenti salienti, in momenti di difficoltà potrebbe far sentire il suo peso. È importante in questa categoria. Angelo Costa, Dattilo Noir, che all'inizio è sembrata una squadra importante, Piabellino ha perso punti, però è sempre lì, sta aspettando probabilmente il passo falso sia di San Cataldo che di Gela. Sì, rimane lì, ovviamente c'è lo scontro diretto, cercherà di approfittarne. È una squadra che sta lì, pronta per... Penso che fino all'ultimo se la giocherà, quantomeno farà i playoff. È vero, anche se insomma Dattilo è un piccolo paesino del Trapanese, rischiamo di fare... Dattilo e Paceco fanno parte della stessa cerchia, sì. Dattilo è un quartiere di Paceco. Sì. Infatti entrambe hanno secondo me ottime possibilità di fare i playoff, perché sono due ottime squadre. Formisano soprattutto, devo dire che sta facendo un campionato meraviglioso. Oggi la vittoria della San Cataldese un pochettino è pesante, perché comunque quella a lungo 3 punti sul Gela, 4 sul Dattilo, iniziano ad essere numeri. Certo, la settimana prossima, dal big match del Vincenzo Presti, poi inizia un altro campionato, non solo per le due dirette interessate ma anche per tutte le altre. Cambia l'economia, cambiano gli equilibri, per questo è una gara, è qualcosa in più che un semplice scontro diretto. È vero, e non sembra neanche uno scontro di eccellenza. Assolutamente. Ma ormai le nostre Ettore, le nostre eccellenze sono destinate a essere qualcosa in più che campionati dilettantistici. È vero. Per le piazze che ci sono, vuoi perché fatichiamo a stare più avanti, e quindi tutte queste piazze importanti, queste società e squadre importanti che ci sono, insomma l'eccellenza è un po' per tanti una dimensione da non sottovalutare. E non dobbiamo sottovalutare assolutamente anche il girone B del campionato di eccellenza, perché insomma qui i risultati parlano chiaro, c'è assoluta incertezza, non si riesce a capire chi alla fine
fine lo vincerà questo campionato. In classifica si alternano sempre squadre importanti, io credo che sino all'ultimo sarà veramente un terno all'otto. Oggi è stata una giornata importante a partire dal big match del Dal Contres di Barcellona Pozzo di Gotto, ma anche il derby tra Leonzio e Palazzolo, insomma, ma anche lì ci sono tante cose da discutere. È vero. Non si è giocato a Troina perché finalmente è arrivato il freddo e è arrivato la neve anche in Sicilia, perché insomma sembravamo in piena estate. Ma il problema, la neve a Troina non avrebbe fatto notizia, fa notizia a Rosolini invece, in piena provincia siracusana, diciamo un po' tutta la Sicilia orientale è ormai ibernata dal freddo, infatti sono diverse le gare rinviate, nel girone A era stata rinviata anche la gara di Cammarata, insomma questo periodo dovremmo fare i conti anche con molte partite questo. Anche nel campionato di promozione sono state rinviate. Allora la parola la diamo a Jenny subito con i risultati del campionato di eccellenza girone B e poi super commento con i nostri ospiti perché conoscono bene questo girone, perché sono squadre che insomma sono super conosciute. Jenny. Catania San Pio X, Sporting Taormina 0-2, Città di Rosolini, Troina Rimbiata, Forza Calcio Messina, Orlandina 3-0, Giarre Modica 1-1, Igea Virtus Aci Reale 2-0, Rocca di Caprileone Atletico Catania 2-1, Sicula Leonzio Palazzolo 1-0, Sporting Via Grande Milazzo 0-1. Importantissima vittoria dell'Igea Virtus che batte la Ciriale, ma soprattutto anche il Rocca di Caprileone che vincendo 2-0 contro l'Atletico di Catania continua insomma a tallonare la squadra messinese. Classifica in testa cortissima, la guardiamo insieme a Jenny e poi la commentiamo, eccola qua. Igea Virtus Rocca di Caprileone 39, Sicula Leonzio 37, Sporting Taormina Aci Reale 34, Troina 33, Palazzolo 30, Giarre Milazzo Catania San Pio X 24, Sporting Via Grande Rosolini 21, Modica Forza Calcio Messina 11, Atletico Catania 10, Orlandina 6. E adesso il tabellino della prossima settimana sarà anche in questa occasione la quarta giornata di ritorno, domenica prossima, domenica 24 gennaio. Eccola qua tutto il tabellino del prossimo turno: Aciriale Catania San Pio X, Orlandina Città di Rosolini, Sporting Taormina Forza Calcio Messina, Atletico Catania Giarre Palazzolo Igea Virtus, Troina Rocca di Caprileone, Milazzo Sicula Leonzio, Modica Sporting Via Grande. Allora Carmelo, da dove iniziamo? Iniziamo da Igea Virtus Aciriale. Perché poi voglio sentire anche il mister ex Aciriale. Il mister lo potremmo teoricamente coinvolgere subito, perché la settimana che ha preceduto questa super sfida in realtà sembravamo ad Aciriale tornati ai tempi di Angelo Busetta. Infatti Igea Virtus Aciriale. Una vigilia sentitissima, 500 accesi oggi hanno raggiunto Barcellona Pozzo di Gotto. Una grandissima attesa che però è stata un po' vanificata per i tifosi granata. Oggi l'Igea Virtus ha vinto e ha vinto anche meritatamente, doppietta di Cannavò, e si tiene il primo posto in classifica in compagnia del Rocca di Caprileone. La formazione di Bellinvia complessivamente non sta attraversando un grandissimo momento di forma, oggi però ha stretto i denti ed è riuscita a conquistare altri 3 punti contro un Atletico Catania che a dispetto della classifica comunque infantino è riuscito a rivitalizzare. Bene anche la Sicula Leonzio che fa suo un altro derby, quello dell'Angelino Nobile con il Palazzolo, questo non facile, non facilissimo, anche perché comunque per la rivalità entrambe squadre della provincia di Ragusa, c'erano stati anche altri match in passato, insomma la gara fra Leonzio e Palazzolo era molto sentita pure. Bel colpo anche dello Sporting Taormina di Marco Coppa che è andato a vincere a Mascalucia sul campo della San Pio X. In attesa del recupero di Rosolini Troina, teoricamente i rossoblù di Pagana potrebbero ancora portarsi al quarto posto. È un campionato che resta avvincente ed estremamente combattuto. Falla tu questa domanda al mister Busetta, che insomma ad Aciriale è una leggenda. No, più che altro ecco, questa settimana mi ha colpito quel tipo di entusiasmo che tante volte, insomma, mister, lei di Piazze Calde ne ha conosciute tante e ne ha allenato anche squadre in contesti molto focosi come quello di Aciriale. Può essere un bene o un male in partite come queste, quanto può incidere questa pressione
pressione così forte. Da Ciriale non si avvertiva questo entusiasmo per il calcio veramente probabilmente dai suoi anni. Ma io credo fondamentalmente, ma il pubblico di Acireale è sempre stato così, insomma, non c'è stato mai una via di mezzo, è un pubblico che si esalta, che ti trascina. Io ho lavorato 6 anni all'Acireale. Sappiamo, tanti successi. Ho vinto tutto quello che era possibile vincere e so effettivamente che l'Acireale in quelle posizioni, in quel campionato, non ci sta assolutamente, non ci deve stare, non è giusto. Però bisogna andarci con i piedi di piombo perché ci sono delle realtà che sono l'Igea Virtus, c'è Rocca di Caprileone. la Rocca di Caprileone, che sono delle squadre ben attrezzate e condotte anche da 2 tecnici emergenti, Santino Bellanvia e anche Raffaele, quindi sono 2 tecnici che fanno giocare bene le proprie squadre. E non dimentichiamo la Sicola Leonzio, perché sappiamo benissimo che il campionato sta ha facendo. avuto un momento di appannamento. Ma ci può stare, mister, lei lo sa. Ma ci può stare anche perché veniva da una serie di risultati positivi. Certo. Io penso che io la chiamo pausa di riflessione, io penso che a un certo punto tante volte vincere sempre stanca. E quindi questi momenti sono utili per poter resettare tutto e ricominciare. Mister, però probabilmente oggi tutti quelli che dicevano che sarebbe stato un duello tra Ciriale e Leonzio oggi probabilmente dovranno iniziarsi a ricredere. Le messinesi fanno sul serio, insomma, non scherzano. Oggi l'Igea ha vinto lo scontro diretto, il Rocca dico sì, ha già i punti per salvarsi ma continua a stare là. Io credo che già oggi il campionato dica cose diverse rispetto magari alle analisi e alle valutazioni che si sono fatte nelle settimane Questi scorse. sono dei tornei, lasciatemelo dire, sono dei tornei che tante volte la forza di una squadra non è importante, l'importante è la volontà. E la volontà e la gestione del gruppo, perché tante volte vai a giocare in dei campi dove non è possibile giocare assolutamente, non sei protetto, quindi la voglia... Non sei garantito proprio. Non sei garantito assolutamente. Io penso che lo scontro fra Igea Virtus e Acireale oggi mi ricorda i bei tempi. Pensa, un Igea Virtus Acireale è stato arbitrato da un certo signor Collina, e quindi che tutto mi ricordo abbiamo dire. giocato al Celeste, noi abbiamo vinto quella partita 3-0 e Collina espulse 2 giocatori dell'Igea Virtus perché l'avevano messo sul piano della rissa. Mister, lei dice una cosa molto carina stasera, perché dice mi ricordo, ma lei è ancora in campo, d'accordo, un campionato di promozione totalmente diverso, un rimettersi in gioco anche per dare una mano d'aiuto a Ivan Mazzamuto, ma credo che questa è la dimostrazione che il suo cuore da mister, da allenatore, da calciatore, da amante del calcio, anche quest'anno alla fine è venuto fuori. Mi sia consentito qualche attimo per dire che io l'ho reputato questo mio rientrée, mia rientrée, il momento della follia. Ma cioè no, mister, invece ha fatto bene, ha fatto no, della bene. follia nel senso, io sono voluto tornare nel mio mondo, il mondo che io ho amato per quasi 60 anni. Una vita. 60 anni come calciatore e anche come allenatore. Però l'ho trovato un po' un mondo deforme, dove, credetemi, non è facile lavorarci. Immagino. Non è facile lavorarci perché i problemi, le tematiche sono all'ordine del giorno. Io praticamente qualche giocatore mio, dei vecchi, mi dice mister, ma come fai? Ma ti sei un po' rammollito? Perché adesso sono entrato nella psicologia di questi ragazzi, che sono gente che lavora. Vengono a fare l'allenamento la sera, io lavoro la sera per non farmi vedere da nessuno. Poi non dica questo, no, dico per scherzare. Potrebbe allenare anche al buio lei, le posso dire che mi diverto, però sto facendo una grande fatica. Immagino. Una grande fatica, non è facile. Ci racconterà qualche particolare dopo. La sua esperienza al Real Città di Paternò dimostra che chi è allenatore, il dirigente, insomma, dietro una scrivania non ci può stare, perché lei aveva iniziato da direttore generale. Poi, insomma, le circostanze l'hanno portato a risedersi in panchina. Il campo è campo. Ma io sono stato attratto da una sirena che è Ivan Mazzamuto, che praticamente mi ha coinvolto in questo progetto e lo sto facendo con una passione encomiabile. Avremo modo di parlare poi specificatamente anche del Real Paternò, però voglio chiudere il campionato di eccellenza, lo voglio fare con Pippo Indelicato. Nessuno continua a parlare di questa squadra che si chiama Sporting Taormina, che zitta lì con il mister Coppa dirà la sua.
dirà la sua. Comunque chi non è addetto ai lavori la sottovaluta, ma chi ha fatto calcio e chi è nel mondo del calcio sa che lo Sport di Taormina è una squadra temibilissima, ho un'organizzazione ottima, Marco la sta dirigendo molto bene, è stato un mio giocatore Marco 2 anni, per cui gli faccio i complimenti, un in bocca al lupo per questo campionato. Le squadre che ci sono comunque, Acireale, Gia Virtus e qualche altra squadra blasonata, da questo punto di vista hanno una forza che il Taormina non potrebbe mai avere, però il calcio insegna che non sempre vince chi è blasonato. Giusto. Io mi auguro comunque che questo campionato rimanga vincente fino alla fine e vinca il migliore. È da parecchio tempo che non vedevamo un campionato così intenso. Chiudiamo con Angelo Costa. Angelo, però diciamolo pure, l'Atletico Catania si è riorganizzato dopo aver fatto un girone d'andata che sappiamo tutti è stato disastroso, probabilmente scelte tecniche sbagliate. Il presidente Proto ha rivoluzionato tutto, ha ripreso comunque una situazione che probabilmente gli stava sfuggendo di mano, ha preso giocatori importanti, un mister di super categoria, Infantino, e qui mister Busetta lo può confermare. Certo che sarà un miracolo salvare questa squadra, perché chiaramente la classifica piange parecchio. Sì, d'accordo, oggi hanno perso una partita potenzialmente fattibile nel perderla, però i punti adesso di distacco dalla zona salvezza diventano tantissimi. Che dici? Ma solo chi è addentrato in società può spiegare veramente cosa sia successo. Cioè, hanno fatto domanda di ripescaggio, sono partiti con un organico, diciamo, per il campionato che è un pochettino così ridotto, e adesso hanno investito, hanno preso un allenatore di tutto rispetto, giocatori di un certo calibro, vedi Corona, vedi dei giocatori che erano a Scordia. Il problema adesso è la classifica, è un macigno che è sulla testa, perché vai nei campi, cerchi di vincere. Quando tu cerchi di vincere per forza, poi finisci per sbilanciarti. Hai difficoltà. E oggi, Ettore, anche se la classifica ancora rimane discreta, si fa preoccupante a mio avviso anche la situazione del Via Grande, che oggi ha perso 1-0 in casa col Milazzo. Questa sconfitta non ci voleva. In casa i punti li devi fare. Certo. Hai fatto un discreto bottino nel girone d'andata, però ancora il campionato apertissimo, con la regola dei 10 punti ancora il Via Grande sarebbe salvo, però secondo me mister Iemma e direttore Pulvirenti devono apportare qualche modifica per non rischiare. L'ultima battuta la voglio fare di nuovo con mister Busetta, perché abbiamo parlato di Infantino. Una battuta, che consiglio possiamo dare a Piero? Lei lo conosce bene? Ma Piero intanto è un mio ex giocatore. È un mio compare, addirittura quando si è sposato compare Danello. Addirittura. E comunque Piero l'ho messo io nel mondo del calcio. Piero giocava a pallavolo, poi è passato con me a Canicattì, ha lavorato con me a Canicattì, ha fatto la D e la C2 a Canicattì, poi è venuto con me ad Acireale. E poi da lì è partita, ha fatto una lunga escalation straordinaria. E come tecnico intanto è una persona garbata, è una persona intelligente, una persona che ama il calcio, è una persona molto seria, e questo gli fa molto onore. Io credo che alla fine Pietro possa farsi. Anche perché io credo di questa idea. Che Infantino ha accettato, soprattutto in previsione, la salvezza quest'anno, ma dall'anno dopo l'Atletico tornerà all'Atletico. Non può tergiversare ancora. Ci dobbiamo fermare, salutiamo Carmelo per quanto riguarda il suo intervento all'interno del nostro penalty. Buona settimana a te, Ettore, e buona settimana a tutti i nostri telespettatori. Ci rivediamo domenica. Settimana prossima c'è questo Gela San Cataldese che ci fa sognare. E ci sono anche tante partite belle anche nel girone B. Benissimo, la parola la diamo a Jenny, ci lancia la pubblicità. Complimenti per il tuo look, mi piace ancora di più rispetto alla scorsa settimana. La scorsa settimana avevi un damascato, mi pare, no? Invece ora abbiamo un paio di pantaloni neri offerti e proposti da Piazza Italia. Dico bene? Ok, lanciaci la pubblicità. Io ricordo sempre ai nostri telespettatori che possono interagire con noi e i nostri ospiti studio mandando un messaggio su WhatsApp al numero 327 345 42.